Bella raga, ciao a tutti del commentone veneziano, Palermo-Roma, io oggi deciderò solo una partita perché voglio capire com'è la squadra, ho bisogno dei vostri commenti, dei vostri pareri, perché insomma finora le cose non sono andate proprio benissimo e vediamo cosa riusciamo a fare oggi. Vai, perché negli highlights purtroppo è difficile capire come gioca la squadra. Ho fatto un po' di cambi, che la squadra è comunque anche stanca. Sta diluviando al Barbera. Joaquin sbaglia. Vediamo un attimo sto Palermo-Roma. La Roma è sesta, mentre il Palermo è tredicesimo, mi sembra. Attenzione, subito il Palermo, subito Vasquez. Vasquez. Vasquez, fermato molto bene da Stori. Bravissimo, il Dapre. Il Dapre la dà a Belotti. Belotti al posto di Kane. Belotti non tira il porco. Ma porca paletta. Vasquez. Errore del Vasquez. Cataldi. Bravissimo Cataldi, dai ragazzi, oggi la partita intera, Fioi. Oggi voglio dimostrare che non è solo colpa mia se non facciamo risultati, ma è anche colpa di una squadra che si mangia gol a tradimento. Dai Fioi, dai. Castan. Maicon. Gervigno, vedete ragazzi, purtroppo è dura, vai Dapre, stiamo giocando anche bene adesso, però è Dapre, il Dapre vede fuori gioco, offside puro, offside puro. Barreto. Dai però, mamma mia. Male, male, male. Primo tempo non positivo. Attenzione, qua sbaglia però Gioacchino. Gioacchino! Mamma mia, Gioacchino, che gol! Che gol di Gioacchino! Sbaglia la Roma e il Palermo va in vantaggio con Joaquin. Mamma mia, che sassata, ragazzi. Che sassata di Gioacchino. Che sassata del Gioacchino. Che sassata del Gioacchino. Bravi, dai, Fiori, dai. Molto bene, Belotti. 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 Mamma, cosa fa il Belo? Peccato. Dai che ci siamo, dai che porta fortuna a far vedere la partita intera. Dai che porta fortuna. Barreto. Ah. Cataldi. Cataldi. In curva. Ma che gol di Gioacchino. La Roma sta giocando proprio male quest'oggi. Per adesso almeno. Liaic. Bravissimo Andreoli, recupera bene. Stiamo letteralmente dominando. Gioacchino, è brutto sto passaggio. Ottimo Palermo fino adesso però. Ottimo, ottimo Palermo. Astori. Maicon. Pjanic. Gervinho, Pjanic. Vai Cata. Il Cata si invola. Il Cata si invola di avere Paul Dybala. Vai Paolone Dybala. Dybala, troppo lunga, no! C'è il gol ancora di Gioacchino. Doppietta del Palermo, del Gioacchino. 2 gol del Palermo. Ragazzi, porta fortuna. Oggi stiamo giocando, cazzo. Contro comunque una bella squadra, perché la Roma, ragazzi, insomma, è sesta comunque. Ma cosa ha fatto Dybala? Assist perfetto, 2-0. Primo tempo da incorniciare allo stadio Renzo Barbera. Mamma come stiamo giocando bene. Dybala, Dybala. La Roma non esiste. Ah.
Niente, attenzione all'altro errore, Belotti! Belotti! Mamma mia, la Roma non esiste, fioi. La Roma non c'è, è andata via. Tantissimi errori della Roma quest'oggi. Brutto fallo qua. Gervinho. Recupera Cataldi. Palermo sontuoso, Cataldi, bellissimo per Belotti. Belotti per Cataldi, vuole il primo gol Cataldi! 3-0 Palermo, 3-0. Mamma mia come stiamo giocando, ragazzi, non ho parole per definire la squadra, Sicuramente che eravamo in crescita lo sapevo, però giocato così mai è la miglior partita della stagione, fioi. E fatalità la vediamo tutta, che culo, c'è andata anche bene Gervinho. Proprio una Roma fiacca. Una Roma fiacca. Una Roma molto fiacca. Dai però ragazzi, dai. Non voglio prendere gol. Sono contento per il gol di Cataldi, se lo meritava. Gervinho. 3-1, attenzione, 3-1 Gervinho. Che bello che è Gervinho. Non possiamo mai stare tranquilli, però. Vai. E cerchiamo di amministrare con calma. Adesso facciamo anche dei cambi. Gioacchino, è proprio la difesa della Roma che non c'è. Belotti! Che gol di Belotti! 4-1 Beppe! Come stiamo giocando, ragazzi? Mamma mia, la squadra di... vedi, però la squadra comunque a centrocampo in forma, ste cose contano. Vasquez è morto. E mettiamo Hurricane. Finalmente una prestazione degna del mio nome, porca puttana. Bravi fioi, bravi fioi. Belotti ha fatto un gol, ragazzi. Belotti in forma comunque. Belotti ha preso il posto ad Harry Kane. Attenzione Gervinho, Gervinho non lo tengo. E che ogni tanto ci sono anche il... Attenzione, no! Mamma mia. È che vedi ogni tanto queste partite dove il computer, come su FIFA, difende malissimo e riesce a entrare tranquillamente. Partite dove non segni neanche con 100 tiri in porta. Proprio sono i difetti nei giochi di calcio, c'è poco da fare. Che paradossalmente non c'erano una volta. Dybala. Vuole il gol Dybala. Dybala sbaglia tutto, la passa a Nutellino Liaic. Strootman. Gervinho, Totti. Attenzione al pupotto per Gervinho. Attenzione al Gervi livoriano, l'uomo dai capelli curiosi. Fuori. Il Dapre. Molto bene, vai qua, vai Kaison. E vede Harry Kane. Dai Harry Kane! A questo punto è Harry Kane che porta sfiga. È colpa di Harry Kane. Buono, dai, almeno... Ragazzi, vedendo questa partita, problemi nella squadra non ce ne sono, quindi diciamo che non è neanche un benchmark attendibile. Però almeno ci siamo gustati una bella partita, dai, sono contento. Dal prossimo video torniamo chiaramente alle 2 partite. Maresca, anche se è fresco e vecchiotto. Finisce qua ragazzi, Palermo batte Roma 4-1, prestazione, la migliore prestazione da quando Veneziano è al Palermo. Il Zampa sarà contento. Vediamo la classifica e andiamo a casa. Il Milan ha vinto, quindi miracolo. Siamo a 11esimi, 21 punti, 4 punti dall'Europa League. Bene, dai, bene. Anche il Milan, madonna, come è messo male, cazzo. Buono raga, un saluto da Kumendon Venetian. Ciao!